Di nuovo in diretta dalla Loggia dei 300 per questo primo confronto televisivo tra i candidati sindaco della città. Vedete le immagini che arrivano dal centro, dal cuore di Treviso. Ebbene, allora adesso comincia la partita. Quando avrò terminato la domanda partiranno i secondi. Cominciamo in ordine alfabetico, quindi questa volta da Alessia Bellon. Allora, dal confronto del 16 scorso, proprio qui sotto la Loggia di 300, è emersa in modo forte l'esigenza che Treviso recuperi il suo ruolo di capoluogo e quindi chiarisca la sua identità. Cominciamo da qui. Che identità deve avere Treviso, Bellon? Allora, Treviso, per ritornare ad essere un capoluogo forte, ha già due caratteristiche importantissime. Ha una posizione invidiabile, e questo lo sappiamo, è vicino alle Dolomiti, vicino al mare, vicino a delle bellezze architettoniche e storiche, che il Veneto appunto è una terra ricca di questo, e anche una giusta dimensione. Manca a Treviso oggi l'apertura. Infatti il primo slogan che noi abbiamo dato alla nostra campagna è quello di Treviso città aperta. È uno slogan che proprio, secondo noi, funziona proprio per spiegare che Treviso, con l'apertura all'Europa, agli eventi internazionali, l'apertura proprio al mondo, aiuterà Treviso a crescere tantissimo e a valorizzare le proprie eccellenze. Volevo chiedere ai candidati, visto che insomma quella che considerano tutti in questo momento la grande emergenza è quella del lavoro, 160.000 disoccupati nel Veneto, anche in questo Veneto che una volta era raccontato come la favola, no, del nord-est, la provincia di Treviso, la provincia di Vicenza, che esportavano quanto la Grecia, poi la narrazione, i libri, delle imprese fantasiose, eccetera. Anche qui il lavoro non c'è più e non ce n'è meno, e ce n'è sempre meno. Allora voglio chiedere una domanda proprio terra a terra ai candidati. Un giorno forse sindaco, siete tutti potenziali sindaci. Sì, personalmente già in passato mi è capitato diverse volte di ricevere questo tipo di richieste da amici e conoscenti e di essere riuscita nel mio piccolo a volte ad inserire, a trovare lavoro ad amici, proprio perché grazie al network e alle conoscenze si riesce spesso a capire le esigenze delle persone e a dare un aiuto. Nell'ultimo periodo, da quando sono candidata sindaco, ricevo queste richieste quotidianamente attraverso i social network. Leggo le richieste che mi arrivano e quindi conosco le richieste proprio che arrivano dai trevigiani che hanno perso il lavoro. Mi rendo conto che in questo ruolo significa dare una possibilità concreta non solamente più ai miei amici e conoscenti, ma a tutti i trevigiani, e proprio per questo è stato redatto da noi un programma forte di rinascita di Treviso che va ad aiutare e a coadiuvare già tutte le attività dei commercianti, dei professionisti che operano nella città di Treviso, ma va a individuare anche lo stimolo, l'aiuto sia in termini di sburocratizzazione che di aiuti in termini di incentivi per le attività, per instaurare dei nuovi quartieri digitali. E infatti la mia esperienza, che viene direttamente dal settore digitale, che è un settore che oggi fortunatamente è ancora un settore in crescita, è possibile aprire qui a Treviso degli spazi di coworking o degli spazi appunto per start-up che vanno nella direzione di aiutare soprattutto i giovani e chi ha idee innovative e creative, che sono le attività che oggi trovano più facilmente finanziamento dal mondo imprenditoriale, ma che possono e interessano ad esempio anche le associazioni di categoria stesse. Quindi questo sicuramente è quello che può fare il Comune, e questo va tra l'altro d'accordissimo con un altro slogan della mia campagna elettorale, che è: basta avere un Comune che pensa solamente a timbri e autorizzazioni, ma passare ad un Comune che sia catalizzatore delle attività economiche, sia quindi un facilitatore e un riattivatore dell'economia e del benessere di tutti i trevigiani. Grazie Bellon. Allora ritorniamo alla per Treviso.
Domani, se non sbaglio, siete stati invitati ad un confronto all'interno di una libreria cittadina. Il titolare vi chiederà cosa volete far diventare questa città. Un centro commerciale a cielo aperto oppure un centro cittadino vivo? Alessia Bellon. Credo che le attività commerciali di Treviso meritino un'analisi, uno studio per creare dei percorsi di shopping. Questo è già stato fatto in altre città, anche nella città qui vicina di Padova, e sicuramente porta dei vantaggi notevoli, proprio perché va a agevolare tutti i cittadini, coloro che quotidianamente frequentano il centro cittadino, ma anche i turisti stessi, che possono trovare l'adeguata offerta anche in termini appunto di acquisti durante il loro soggiorno a Treviso, e quindi rendere più piacevole la visita della città. I percorsi di shopping sono normalmente studiati dalle stesse associazioni di categoria, ma possono sicuramente essere favoriti anche dal comune stesso, proprio perché, come dicevo prima, la mia personale visione del comune è quella di non essere un ente burocratico autorizzativo, ma bensì lavorare insieme con le attività commerciali, con i professionisti, con gli imprenditori, con le famiglie, con un'ottica manageriale, proprio quella di studiare insieme a loro le migliori soluzioni e di creare valore e benessere condiviso. Grazie Bellon, che tiene sempre in saccoccia un po' di secondi. Insomma, mi pare che ci sia da parte, insomma, di tutti la volontà di smuovere le acque, di far fare a questa città un salto di qualità. Io faccio giornalista, mi piace la sintesi, a volte insomma si lavora per titoli. Il titolo qual è? Ecco, allora, ma molto velocemente, senza far partire il microfono, ci sono città, penso a Modena, il Festival della Filosofia, penso a Perugia, il grande Festival del giornalismo. Ecco, avete un'idea in testa? Io divento sindaco, voglio che Treviso diventi un punto di riferimento, un grande festival, una grande mostra. Io cito sempre anche, cioè, questa è la terra del vino, questa è la provincia del vino, ma è possibile che ci siano 60, 70 mostre e non sai mai qual è la più importante? Cioè, avete un'idea, un titolo? La mia città, prima di tutto, punta sulle eccellenze, e Treviso ha delle eccellenze che invidiate da tutte. Il titolo? Allora, prima di tutto io punterei sulle manifestazioni giovanili, che oggi sono un po' strette, e quindi ne abbiamo avute anche in passato, come l'Ombra Longa, che io vorrei qui a Treviso, non in centro storico, ma anche l'Home Rock Festival, Suoni di Marca, sicuramente per agganciarci alla musica. Ci sono altre eccellenze enogastronomiche eccellenti, ma ancora io non vorrei che il comune diventasse alleato per potenziare tutti gli eventi sportivi, perché abbiamo delle associazioni sportive meravigliose. No, non sono troppe cose. No, non sono troppe cose. Sono i trevigiani, che sono delle persone meravigliose e che hanno tantissimi interessi. Ancora in diretta da Treviso, dalla Loggia dei 300, per il confronto tra i candidati sindaco. Stiamo vedendo, abbiamo visto con le immagini che ci ha mostrato il regista Tony Esposito, il Calmaggiore. Partiamo proprio da qui. Questa è una domanda che è utile anche per capire quanto i candidati hanno coraggio. Pedonalizzare il centro è una cosa indispensabile? Sicuramente è opportuno allargare le aree pedonali naturali del centro storico di Treviso, perché se noi notiamo, quando andiamo in una città che ha grossi flussi turistici, è proprio perché ha delle ampie zone pedonali che sono godibili in tranquillità e serenità, passeggiando per le vie cittadine, godendo appunto delle bellezze architettoniche della città. Nel nostro progetto questo allargamento delle zone pedonali è un allargamento che avviene in maniera graduale e naturale, favorendo la costruzione dei grossi parcheggi multipiano
sotto il livello di campagna oppure poco sopra, e quindi dei altri parcheggi che possono trovare nelle zone vuote adesso, che sono intorno o addirittura nel centro storico di Treviso, e su questo noi abbiamo già individuato diversi siti interessanti proprio per questo scopo, che possono essere costruiti a costo zero, vale a dire con il sistema del project financing. Questo sistema quindi nel giro di qualche anno consentirà prima di tutto di spostare tutti coloro che vogliono parcheggiare in centro vicino o venire a Treviso, di trovare facilmente parcheggio, non dover quindi girare inutilmente all'interno del centro storico, e i parcheggi del centro storico saranno dedicati esclusivamente a residenti e commercianti. Le piazze, le bellissime piazze storiche di Treviso possono essere svuotate e ridate alla vita proprio sociale, e quindi ritornare ad avere la loro funzione naturale. Ma ancora ricordiamo che alcuni parcheggi che esistono già a multipiano intorno a Treviso, come il parcheggio Miani oppure Dal Negro, sono poco utilizzati perché non collegati ad esempio con dei piccoli bus elettrici. Quindi nel nostro programma si prevede non solo la pedonalizzazione e quindi la graduale pedonalizzazione naturale del centro storico e la costruzione di parcheggi multipiano, ma anche una perfetta integrazione di viabilità auto, bici e bus, e quindi con bus elettrici. Grazie Bellon. Io sono personalmente convinto che comunque un amministratore debba decidere e debba assumersi la responsabilità delle scelte, a prescindere. Questo è comunque il mio pensiero. Vi ricordate qui, non so se Tony Esposito riesce a inquadrare nuovamente il Calmaggiore che abbiamo visto prima deserto. Quando venne fatta la scelta, venne presa questa decisione, ci fu la rivolta delle categorie: mamma mia, cosa avete fatto? E poi adesso nessuno vorrebbe tornare indietro. Ecco, in quel caso lì è stata una delle rarissime scelte coraggiose all'epoca, se non sbaglio, della Democrazia Cristiana. Ripartiamo dalla Bellon, anche senza minutaggio, proprio una battuta. Che cosa cancellerebbe oggi di questa città, Bellon? Cancellerei l'affinto senso di sicurezza e la chiusura della città. Alessia Bellon, i contenitori. Sì, i contenitori trovano il loro utilizzo quando su Treviso c'è una visione chiara. La visione che noi vogliamo dare a Treviso, che è una città aperta, legata all'innovazione e all'economia digitale e al digitale, quindi portare Treviso nel terzo millennio e ancora ridare un ruolo ai quartieri. Quindi questo, in sostanza, su questo può già fin da subito dare un ruolo ai tantissimi spazi che oggi sono inutilizzati. Parto comunque da un esempio concreto che è quello che mi sta più a cuore. A Treviso, ma non solo a Treviso, manca un museo di arte contemporanea. Io stessa per andarmi a godere di momenti d'arte devo prendere la macchina o il treno e spostarmi di moltissimi chilometri. Ecco, credo che il Museo di Arte Contemporanea sia un luogo, un momento eccezionale per la città, perché può essere collegato all'università, alle imprese. È il momento in cui appunto la nostra società contemporanea sa esprimere e sintetizzare il meglio di se stesso. Come luogo noi avremo individuato, poi si tratta di capire se su questo sarà veramente il luogo ideale e fattibile, l'ex distretto, perché è vicino all'università, ma anche il recupero poi della chiesa di Santa Caterina, altro spazio attualmente in disuso. Ma poi ci sono tantissime altre strutture intorno a Treviso, anche nei quartieri, appunto dall'ex dogana, su cui si possono creare dei grandissimi eventi di richiamo internazionale, quindi dotarlo di strutture, e tantissimi altri contenitori vuoti nei quartieri, che questi invece vanno, secondo noi, gestiti in primis dalle associazioni, e noi su questo abbiamo un progetto della Banca del Tempo da condividere con le associazioni sociali di volontariato e sportive che già esistono e sono attivissime a Treviso. Grazie. Alessia Bellon, la sua squadra
La mia squadra sono le persone che oggi sono con me in lista e che in questi mesi hanno costruito con me il programma. Se andate a leggere il programma di Indipendenza Veneta della mia lista, che è pubblicato su alessiabellon.it, ogni argomento ha sotto le persone, ho riportato le persone che hanno redatto quella parte, che l'hanno pensata, che sono andati ad ascoltare i cittadini e hanno costruito le proposte concrete sui problemi che sono stati quindi esposti. Credo squadra già oggi tra cui scegliere. Faccio comunque un appunto: gli assessori di Indipendenza Veneta sanno che devono rinunciare i primi mesi all'indennità, proprio perché è uno dei nostri punti fondamentali, perché abbiamo deciso di dedicare l'indennità degli assessori a tutte le associazioni sportive che oggi lavorano sul territorio e pochissimo hanno ricevuto in questi anni dal Comune di Treviso, finché noi come ente non sapremo ricavare le giuste risorse da dedicare alle associazioni. E ancora sapranno anche rinunciare a tutte le altre indennità che oggi consiglieri e assessori del Comune di Treviso hanno, sedendo poi nelle municipalizzate o ottenendo altre prebende, proprio perché abbiamo previsto di non avere l'accumulo, quindi il doppio stipendio in caso di un ruolo appunto in altre organizzazioni. Quindi devono essere persone che sono votate all'impegno massimo per la città con trasparenza. Grazie Bellon. Bellon, il suo sassolino? Il mio sassolino è legato ad un attore molto forte attualmente a Treviso, che è Fondazione Cassamarca. Credo che anche questa fondazione deve giocare un ruolo differente per la città e quindi aprire, dare finalmente a Treviso, fargli giocare il ruolo che gli spetta, un ruolo a livello internazionale, offrire quindi delle nuove opportunità ai trevigiani. Chiedo quindi a Cassamarca prima di tutto di impegnarsi per la rinascita di questa città, non avere una visione chiusa e possessiva su ciò che oggi è Treviso. Pungono poco questi pungiglioni. Allora ecco, questa è Piazza dei Signori a Treviso. Treviso molto spesso continua ad essere rappresentata come la città di signori e signore. Il film di Pietro Germi, 1966, anno più o anno meno. Il 16 aprile, con i 6 protagonisti, ospiti di X News, con cui abbiamo abbiamo costruito questa agenda di Treviso, si è parlato anche di questo, della rappresentazione esterna di questa città. Siamo ancora la città di signori e signori per gli inviati dei giornali che vengono qui, parlano di questa città e caschiamo sempre in quello. Loro sono quelli della città di signori e signori. Allora, da questo tema è uscita anche questa voce che potete vedere rappresentata nel cartello. Questa è una città che deve comunicare meglio le sue eccellenze. Allora, Alessia Bellon, come possiamo comunicare meglio all'esterno quello che siamo diventati? Per comunicare al meglio serve un cambio proprio di marcia del Comune di Treviso, e qui mi riallaccio a quello che è un punto forte del mio programma, cioè trasformare l'ente in un mero applicatore di timbri e di autorizzazioni, in un attivatore, catalizzatore delle eccellenze di Treviso. Per far questo si deve partire proprio dai dipendenti comunali, che devono giocare il loro ruolo come all'interno di un'azienda, cioè in una logica manageriale, e quindi pensare a come portare valore all'interno nella comunità di Treviso. Comunicare meglio, secondo me, proprio come nelle aziende, che oggi un responsabile comunicazione, un responsabile marketing gioca un ruolo determinante per il
il successo dell'azienda, così deve essere anche per il comune di Treviso. Le eccellenze di Treviso sono tantissime e proprio quindi spetta a chi avrà al gruppo, al team trevigiano darsi da fare e fare in modo che queste eccellenze siano conosciute in tutto il mondo. Vi faccio un esempio: chi viene a Treviso non sa ad esempio che questa è la patria di Benetton, oppure che qua ci sono delle eccellenze enogastronomiche. Ecco, quindi si deve partire prima di tutto a collegare proprio le eccellenze territoriali e culturali e farle conoscere e valorizzare. Quindi io partirei proprio da questo. Treviso deve dotarsi di un fantastico ufficio di comunicazione, utilizzare tutti gli strumenti digitali, social network, proprio per fare esplodere la trevigianità nel mondo. Grazie Bellon. Due domande, una pessimistica e una ottimistica. Da quale partiamo? Pessimistica, finiamo. Partiamo da quella ottimistica, va. No, Partiamo da quella ottimistica. l'ottimismo. Allora, Bellon, primo giorno che entra in municipio, Casugana. Che fa? Un minuto? Un minuto? Il primo giorno sarà un Voglio piacere. sapere tutto, non so, si porta anche il coso per lucidare il tavolo, cosa fa? Sì. Allora, prima di tutto mi porto questo libricino con cui sto prendendo gli appunti di tutti i consigli, i suggerimenti, le cose da fare che mi stanno dicendo i cittadini di Treviso, che porto con me da molti mesi. Porterò il mio Mac, i miei telefoni, e poi tutto il tempo sarà dedicato a conoscere i dipendenti del Comune di Treviso, che ne conosco solo pochi, e quindi sarà un piacere poter parlare con loro, conoscere lo stato dell'arte, vedere cosa è già stato pianificato e mettere in moto tutto l'apparato comunale secondo la visione che noi vogliamo dare, secondo il progetto, il piano di rinascita che abbiamo per Treviso. Ecco, ma è una cosa di discontinuità rispetto al passato? Ah sì, l'ho detto oggi, bravo, bella domanda. Quella che non utilizzerò l'autista, uno perché giro a Treviso spesso e volentieri in bicicletta o a piedi, due perché comunque adoro guidare la mia Mini, quindi in realtà l'autista sarà risparmiato e dedicato. Libertà di voto anche per voi? No, allora, libertà di voto sicuramente, perché la libertà è fondamentale ed è individuale. Sicuramente io, come persona che è impegnata in un movimento politico che ha una chiara indicazione, che è quella del percorso referendario legale e democratico per l'indipendenza del Veneto, appoggerò chiunque dà pieno appoggio al progetto politico che attualmente è in discussione alla Regione Veneto. Grazie, velocemente.